Con destinazione Cagliari, in tarda mattinata è decollato il primo volo Ryanair del post-pandemia, segnando di fatto la ripartenza dell'aeroporto Canova di Treviso. Il grande giorno è arrivato, ha detto il presidente di Save Marchi, raccontando l'emozione per questa riapertura. Quando ho visto domenica pomeriggio i 3 aerei che sono arrivati di Ryanair in preparazione, mi sono emozionato perché è la vita che ritorna nei nostri aeroporti dopo tanta sofferenza. Emozione che traspare anche durante il discorso, con la voce che si incrina pensando a questi difficili mesi, durante i quali però non si è mai smesso di lavorare per arrivare a questa giornata. Dopo, come spesso accade, solo quando un brutto periodo o una sofferenza finisce, ci si rende conto di quello che si è sofferto, di quello che si è passato. Una ripresa che ha il sapore dell'inaugurazione con tanto di taglio del nastro, mentre i primi passeggeri in partenza arrivano in pista. Grazie a tutti, a Treviso. 200 milioni di dollari di investimento, oltre 140 voli settimanali fanno dello scalo di Treviso la 15ª nuova base di Ryanair in Italia. Avremo in totale 48 rotte da e per Treviso, di cui appunto 5 domestiche e 43 internazionali, e ci tengo a ricordare che 22 sono nuove destinazioni, quindi assolutamente un'iniezione di ottimismo sulla città e su tutto il territorio. La ripartenza di oggi ha visto in tabellone 16 voli, 8 partenze e altrettanti arrivi, un assaggio di quanto accadrà in estate con oltre 60 destinazioni. A livello nazionale e internazionale, per raggiungere i numeri del 2019 si dovrà attendere tra il 2023 e il 2024, ma a Treviso, auspica il numero 1 di Save, questo potrebbe accadere prima. Il 2022 potrebbe essere l'anno del ritorno alla piena operatività, aggiunge Marchi, che spiega come lo scalo Canova sia stato riaperto prima del previsto, perché chiarisce: se si fosse guardata solo l'ultima cifra del bilancio sarebbe stato probabilmente conveniente attendere un altro po'. Forse avremmo aspettato ancora un po', dati i pochi movimenti che abbiamo a Venezia, potevamo tenere chiuso l'aeroporto e ottimizzare il conto economico su Venezia. E il presidente di Save approfitta di questa riapertura per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non nascondo che qualche volta mi ha anche infastidito, mi ha amareggiato sentire certe critiche, certe posizioni di qualche aggressivo sindacalista che magari faceva un po' di demagogia e chiedeva garanzie. La miglior garanzia è la serietà del nostro impegno.